E me loga so a parti ai monta. Buongiorno a tutti, noi siamo nella città di Bastia, allo scontro di Angelo Santo Pietrere e il professor Diego Saulici Vitizia. Bastiano ci ti presentare un po'. Sicuro, io sono dottore in storia, sono storiano e da poi poco ho funzione, sono direttore di Mediadec di Bastia, responsabile di lettura pubblica in agilità. E voi volete presentare un po'? Allora, io sono insegnante di corso in IACU e dunque siamo qui per un progetto che si chiama Bastia, veicolo di letteratura tramandera. Dunque siamo qui per sfruttare tutto questo patrimonio culturale e artistico della città di Bastia. Oh, buongiorno, potete spiegarci un po' la storia della scena di questa statua? Dunque, allora, sul monumento qui l'avete capito, di un monumento per tutte le vittime di guerre di Bastiaci, e quando hanno fatto sul monumento hanno scelto questa scena qui. Questa scena qui è una scena che si chiama di maniera comune a Edo di Reno, vale a dire di Francesco Ottaviano Renucci, un importante autore bastiaccio che racconta il primo. Infatti si basa in Usuladio, c'è Pasquale Paoli che è in riunione per una consulta e c'è una donna che insiste per berlo, è accompagnato da un figliolo, forza lo scontro e dice a Pasquale Paoli, gli va una piccola dichiarazione se volete, ha perso due violi a guerra e vengo a presentarvi un ultimo violo. Voilà. E di visto come un atto l'amore di patria, l'amore patrio se volete. E infatti questa scena qui è stata dopo Renucci, c'è Diago Mutier che ne parla appena in un romanzo a Fontana Altea, dicendo per esempio, interroghedia a scelta di questa scena qui per trattare di guerra e dice giusto appunto non erano né le stesse patrie né gli stessi scopi, ed è interessante ciò che lo va a dire da interrogare appena la contraddizione di queste bigagui in dove l'autorità si è servita di un episodio storico preciso che concernava mica l'epica contemporanea, ma giusto appunto per mostrare il sacrificio di Igorsi a patria, a un'altra patria. Allora, in due siamo qui e che è la storia di questo monumento? Allora, qui siamo in piazza Santo Nicolà e siamo davanti a su chiosco che è un monumento emblematico di questa piazza San Nicolà, è stato costruito per raccogliere soprattutto la musica e è in linea appena con ciò che è stato letto, vale a dire che spesso in questo monumento c'erano fanfare, soprattutto fanfare militari che accompagnavano i soldati mobilizzati per tutti i conflitti. E posto che siamo vicini al mare, di un monumento che è soprattutto un lago a partenza. E su basso di dire ne a testimonianza, ma infatti in tutta la letteratura corsa, in una larga parte della letteratura corsa, c'è l'occasione di aguscrizione, infatti. In quasi tutti i testi di Genoesimo c'è una presenza importante. Quando devo pensare su testo di ieri, potete mettere facilmente in lea quando ero per corti, per esempio, o potete di nuovo mettere in lea con il Lio di Roccabina, che è un testo che parla giusto appunto, sono tutti i testi che parlano di aguscrizione. A glassa aperte domande, e qui su chiosco era fatto di noi per accompagnare le glasse che partivano. Allora, potete spiegare un po' la storia di questa statua? Allora, la statua rappresenta Napoleone, e Napoleone è vero che soprattutto dopo la conquista francese, dopo l'impero, è visto appena come un personaggio, con San Piero in noi, ma un personaggio che ha da rinforzare l'appartenenza francese. Dunque, questa statua qui è stata fatta dopo la metà di XIX secolo e c'è un'espressione in Corsica
per qualificare il XIX secolo, tutto il mondo se ne è appena scordato ora, ma un'espressione che gira, Italia se ne va e Francia non viene. Voilà, ecco. E a stato di appena questa rappresentazione qui, si può fidare su ciò che è descritto in Tausolco, che di noi ha una storia. Infatti, a statua era comandata e Giulia sceglie ciò che lui si doveva scrivere in Tausolco. L'autorità volevano un affare in lingua francese e l'intellettuale di Bastia, come Salvador Viale per esempio, che voleva veramente mantenere a presenza di italiano in Corsica, intanto che lingua di l'Elide, e lo voleva italiano. E dunque infatti l'autorità hanno scelto di un compromesso, come noi abbiamo già fatto in Corsica all'epoca, dunque hanno scelto il ladino per mettere tutto il mondo d'accordo. Ma questa scelta qui rappresentava questa espressione: Italia se ne va e Francia non viene. Cerchiamo a sguassare 5 secoli di cultura italica con la facada francese, ma non ci riusciamo mica, che c'è sempre questa lotta di nostra identità. Allora oggi non siamo più in città, siamo allo scontro di Francesco Tomasi. Salute. Vabbè, io sono Francesco Tomasi, sono accompagnatore in montagna e a tempo sono zidello bastiaccio, un zidello, dei tempi. Siamo l'antico chiasso di Uvurcone che cola verso il paesolo di Guaitella, di Evile di Pedrapugno. Bon, a chiasso ne manca un bel pezzo, siamo in cimento, ma è da trovarlo qua là che siamo a confine tra i casamenti e la natura, la foresta e la macchia. Allora, Monsieur Thomas, come si chiama sta punta? Poi chiama francese. Allora, qua su c'è un monte Pinzudo, all'anta comune di Evile. Questo monte Pinzudo, da redo c'è una grande pianura che si chiama Campo Caniccio. Siamo andati qua tutti insieme perché da qua su c'è un punto di vista di prima drinka. Roberti, ma chi mangia? È di una pianta mangiatoria. Ma chi vuole dire mangiatoria? Mangiatoria è una pianta che si può mangiare. Che sono questi pianti? Ah, che? Allora, la reccia cabruna, sai, si assomiglia un po' a una reccia di capra, si mangia. Che io chiamo esambule perché sono sempre numerose a tempo. Si mangiano tra due, questa ti permette, se tu ti facci, si può mangiare crua, e due si mangiano crua. Questa se tu ti facci pugni di una vespa o di un ragno, di una zinzala, se tu hanno a pungitura facci così e ti caccia un male. Contro un fruscio a gagarella di nu, se tu la mangi così, si può mangiare in insalata, si può mettere in la zuppa. Tante, se tu sapessi questa, non ne parlo mica troppo, ma tante cose buone per noi, tante virtù. E questa dunque esambule, io ciò che faccio io quando faccio la zuppa d'inverno per la cena, la sera, faccio un fondo di zuppa sempre con la panzetta, l'olio d'oliva e metto esambule, mi faccio un fondo di zuppa e dopo metto l'acqua, le bietole e tutto. Dunque è vero che queste piante si possono mangiare e sono interessanti. Vabbè, ringrazio. E di nulla. Ma allora qui, marciamo in tornando o un chiasso? Perché ho visto che c'era Vabbè, hai ragione, si pare tutto un chiasso, ma abbiamo lasciato un chiasso per chiappare un chiassetto, vuol dire, ora si dice un chemin de servitude, perché i chiassi permettevano di andare bene, ma per andare a fare l'orto o a seminare urano, a fare cogliera della live, c'è ora i chiassetti per andare verso ognuno i zoologhi. Dunque qui è un chiassetto, ma come tu hai ragione, ci sono sempre i muri, uno se ne è sfalato, ma là tu tieni sempre, muri sempre pedre secche alla secco, non c'è mica cimento né calcina, in dei tempi si può mettere calcina, ma guarda non ce ne manco. E poi guardami qui, ci sono sempre, noi chiamiamo
verette come a Veretta, ci sono sempre le verette e le pierre di couverture. Dunque, lavoravano, ma in più erano un po' artisti. Questa è un po' su mica fare, diciamo, non c'è mica pudenza per mangiare bedre, ma saiente, bon, sta già di non c'era mica televisione. Dunque. Il parti è stupato qui. Ma sei mica stupato, manca appena. Ah! Bon, ma ricordo che siamo in Bastia, si dice spuda, o spudo, questo non è mica spudo, guardate un po', figliulate come si dice in montagna. Sta sciuma, non ha più mica spicchiette, ma normalmente, milla, vede, sta animaletto qui. Noi lo chiamiamo usuccio. Francese la cicadella. Perché che lo chiamiamo usuccio? Perché quello è un muccio nero e lui si pia usuccio, la seve di questo muccio nero per mangiare già, ma fa questa sciuma per fare un arrotto quando lo fa esore e così dopo dopo le larve mangiano, le ninfe mangiano a sciuma, si ne vede qui. Allora, sta sciuma, i nostri la chiamano a bavacciola di uguccu. Vi dice qualcosa a bavacciola? Si vede, ma perché a bavacciola di uguccu? Che non è mica un cuccu, non è mica un cuccu, no, è vero. Questo è usuccio, perché corrisponde appena quando torna il guccu d'Africa per piausole e fa esove, corrisponde appena a un ganto di un guccu. Dunque è chiamata come un fior di cuccu che abbiamo visto innanzi, è a bavacciola di un guccu, ma questo piccolo animaletto che è un parasito, i vignagioli non possono battere. E che si chiama la cicadella usuccio. Ecco, dunque non è mica un spudo o un stuppo. Ditemi appena, chi è sta pianta? Posso piare? Sì. Allora, sta pianta è un vinocchio. Un vinocchio già si può mangiare. In più è vero che noi, quando a tempo di castagne fresche, per fare il vallotte mettiamo sempre appena di finocchio per rialzare il zucchero di castagne. Qui siamo vicino al mare e per fare arrostisce i pesci ne mettiamo di noi. A nasa assai. E questo è importante, ciò che dico, perché questo musco d'anice è importante perché ha due piante che si assomigliano a un vinocchio. C'è a verla, non c'è mica a mangiare, e il peggio è l'arbagorza, le possédant, che ti brucia le gambe quando tu passi. Dunque, e non c'è mica a toccare l'arbagorza. Dunque, il vinocchio, basta che lo anasessi così l'anice e lo puoi mangiare e piare e portare in casa per cucinare, ma l'altre no. Dunque, questo è importante. Il vinocchio. Allora, Monsieur Tomasi ha inteso che Bastia, infine, non è mica nato in una Bastia che non conosciamo ora. Potete spiegare un po' la storia di Bastia? Per spiegarsi, perché guarda, qua là, questo paese che tu vedi qua là, si chiama Cardo. Cardo, aveva una marina qua giù che si chiamava Portugardo. Noi c'era qua, o è più bordo. Mica se tu eri qua là. E dopo, sopra questo Portugardo dei Cardinchi, i Cardinchi erano abitanti, sono sempre gli abitanti del paese di Cardo, hanno fatto una terra nuova, hanno fatto una cittadella e un torrione chiamato Avastia, che è sempre lo stemma della città di Avastia. E dunque, da poi poco, a ringracia e Bastia che è diventato la città principale, e Cardo che non è più
è sempre un paese, in cui l'estro paesano, ma è un quartiere di Ostia. Ma all'inizio Cardo e Azomarina, Portogallo. Siamo in Pietrabugno, c'è un'alea con l'app. Allora, siamo in è ville di Pietrabugno, un paesone di Aguaidella, si capisce perché. E allora, sta lei in Culabe e in Cuvugno, a dice non anziani. Perché è ville di Pietrabugno? Perché sto scoglio che voi vedete qua là, un bello scoglio così, in forma di ugno o di pugno, dipende come la si dice. Qui prima c'era un castello, c'è sempre vestire di un castello di un signore di loghi, dopo c'era una dora di noi. E questo scoglio si chiama Pietrabugno. È ville perché ci sono i paesoli, non è mica fatto come Cardo che è solo, dunque è ville di Pietrabugno, è ville di Pietrabugno. Allora a sapere se era un bugno, una pietra bugno, una pietra pugno, questa domanderemo appena agli anziani del paese, che io sono bastiaccio, non so mica vilese. Oh, Monsieur Thomas, qui è un luogo primoroso, mi pare che non faremo e che non cudemo. È vero, siamo una cocivia, perché si può culare verso Bocca Bruna qua su, dove c'è Nivera, si può fare verso Guaidella e a Marina, in Toga, si può andare, se tu chiappi a mano manca così, si ne va, o già si ne va verso il paese di Gardo, se tu chiappi così, o già si ne va verso l'Arzedo e San Martino di Loda, dunque siamo una cocivia, perché mancano, un po' come un rifugio di Mangano in centro di Corsica, perché sapete è mangagnolo, già è forme di un terreno e poi il fatto di vercare da un luogo all'altro, perché siamo ingirati di due valloni, così, ecco il nome di Mangano in cui so croce. Siamo allo scontro di Monsieur Ross, che è un maire di un paese d'Alzeto, che sopraneggia la Bastiglia. Allora, Monsieur Ross, mi pare che questa casa è assai importante nel paese d'Alzeto. È importante perché si da qui, in un paese d'Alzeto che ha dato il suo nome a Sebastiano d'Alzeto, piuttosto che ha pigliato il suo nome per fare poesia e per scrivere. Sono girato, in giro a me ci sono i miei cugini e compagni che conoscono la storia del paese. Siamo una partita più anziana dell'Alzeto e dunque ci sono le case più vecchie. E in questa casa qui ci ha accampato Sebastiano d'Alzeto che era orfano, non è più a sua mamma. Il suo abu se n'era scappato perché era un uomo qui e se n'era scappato in America. Dunque Sebastiano d'Alzeto si è fatto solo. A 18 anni se n'è andato in da coloniale, si è imbarcato in un tombattello e è stato dappertutto in un mondo, in de colonie, in Cina, forse in America, e da tutto questo ha trovato a scrivere e a inventare a maniera di scrivere, ha scritto il suo primo romanzo grosso che voi conoscete tutti, che si chiama Vescianguilla. Ecco, siamo fieri dei sevillesi e attaccati a Sebastiano d'Alzeto. Un po'. Abbiamo visto la casa nello collava spesso a passarsi qualche ora in Alzedo e voglio leggere una poesia che ho scritto alla lesta per ello. Si nato in Bastia, città di Amagagna, ma presto Santa Lucia ti offre la coccagna. L'acqua è dell'uborto e ti lasci da canto. Ti piace così l'orto e ti pare un incanto. Ti innamori l'Alzeto su paesolo villese, in con caldo o con freddo t'accoglie a mani tese. Filidato e Filimonda, i due eroi biedinchi, contano ogni stonda di una villa maraninca. In Coupé Scianguilla ti rammenti ai villese, i gio ti piace a dilla, ci facevano le sospese. Hai provato l'armada, non ti garbava tanto, ritorni in terra amata, gli scrivi un bello canto. Oggi in tutto paese pensiamo sempre a te e lode ti siano rese e di uguale quanto un re. Allora,
potete spiegare un po' in due ci troviamo qui, questa bella vista che abbiamo? Allora, qui siamo in un luogo che si chiama Campo Canniccio. Allora, perché Canniccio? Io penso che c'era le canne, dunque c'era l'acqua. E non c'è tanto di trovato una poca canne che nascevano nella macchina. Dunque, a mio avviso, un nome va trovato. Campo Canniccio è morto con la municipalità di Michele Rossi di mettere in valore questo luogo. E abbiamo fatto ciò che chiamiamo qui un balcone, questa vista che voi vedete dalla Bastia, e appena più lontano abbiamo ciò che noi chiamiamo le belvedere, che non manda bene avanti. E vedrete che da qui si vede quasi tutto il Mediterraneo da onda dell'est. Si vede mica a Spagna, ma con tempo chiaro si vede le coste dell'Italia, si vedono le isole. Si vede la piaggia orientale, si vede il Pigno, si vede il paese da Guaidella. Allora, sta croce che sorprende a città di Bastia, una storia. È una storia per me importante perché è una storia di guerra. In tragedie libiche, in 75 abbiamo piantato questa croce per fare un ritratto di pietà a Vergine con il suo figliolo Cristo morto. E in giro a questa Vergine c'erano pochi personaggi corsi vestiti in corso, e era una meraviglia, si ritratto di Manderaggio. Dunque nel 75 abbiamo piantato la prima croce, l'85 è stato un fuoco maggiore, ha bruciato tutta la comune quasi, e la croce ha bruciato, e l'86 l'abbiamo ripiantata, abbiamo fatto una spesa di fiamma, abbiamo ripiantato la croce più grande che questa qui, e accampato questa croce è stata sinamente all'anno 2020 per di questi. Dopo si è infregicata a piede perché è inficcata in deppa, ma il piede si è infregicato. E dopo è stata cambiata per la municipalità di Michele Rossi. E dunque questa croce qui, a 2 o 3 anni, è stata benedetta quando hanno fatto l'inaugurazione di un belvedere, che ne manda bene avanti. Mi hai visto questa antenna? Sai che la storia se ne rammenta di questa antenna? L'antenna ha una storia che ha marcato... Sì, ha una storia perché la storia dell'antenna, come tu dici, è appena la storia della Corsica, la storia della rivendicazione politica degli anni 70, della gioventù che non voleva mica essere sottomessa, detto buone. E dunque c'è stato, per rapporto a ciò che la televisione francese ci faceva vedere, che noi hanno da chi vede la nostra cultura, c'è stato un atto tremendo, giovani di Bastiacci, ne pochi li conosco, dell'annunziata qua io, sono quelli a far saltare il pilone di Ubigno, eravamo degli principi degli anni 70. Siamo stati un pochi mesi senza vedere televisione, i nostri parenti che erano più anziani che noi tanto, erano appena zesi, ma per noi non era mica tanto un problema, c'era da strafare a fare quando avevi 20 anni, 25 anni in Bastia che guardava la televisione a sera. Voilà. Comunque si è passata così e poi l'hanno rimesso in piazza pochi anni fa, ma siamo stati parecchi anni senza televisione. Oh Paolo, perché dobbiamo qui? Perché qui siamo accanto a tomba di Sebastiano Nicolai, detto Sebastiano d'Alzeto. E qual era questa persona? Era un scrittore famoso di letteratura corsa che ha scritto assai libri. Pescianguia, per esempio. Romanzo. Il primo romanzo in lingua corsa che conta la storia di un citello che ha voluto diventare preto per scappare alla miseria. Pescianguilla, io penso che Pescianguilla è un romanzo che tutti i giovani corsi avrebbero a leggere. Buono leggere in francese, se lì ci sono le traduzioni di Pescianguilla, perché è qualcosa di straordinario. È un citello di Ubobolo, un quartiere di Ubobolo, ci sono i quartieri di Usudo di Bastia, ci sono certi quartieri non sono mica come i centri città, ma tanto il quartiere più povero di Bastia era il Buntetto. E per un citello di Buntetto, di avere un'evoluzione della società bastiaccia era un sogno. E il sogno di Pescianguilla, il citello che si chiama Pescianguilla,
di essere una personalità e a forza di avventure diventa preda di San Giovanni e per San Giovanni in Bastia è un titolo più che aveva direttore di Corsica. E attraverso questa storia c'è una pochi passaggi di vita di Dando che sono veramente straordinari. I bronzi che si facevano in Bastia, i iadi, la vasina, il mercato, tutta la civilizzazione, tutte le personalità di città sono messe in avanti. E ripeto dunque, gli dite per Scianguilla e vedrete che c'è qualcosa che va da toccare forse vicino al vostro cuore. Ma ci potete spiegare la storia di sta? In ottobre 43 la guerra era quasi finita in Corsica e una pochi giovanotti giocando con le munizioni trovate da qui e qua là e si erano riuniti in una casa che è vicino al forno attuale di un paese della Gavidella e si amusavano a pigliare polvere per fare forse cartucci per la caccia. E per vedere lavorare questi giovanotti c'erano tutti i siti del paese in giro che guardavano lavorare. E la catastrofe che si può che passa così è che c'è stata un'esplosione da manta e c'è stato 11 morti. Insomma, che sono stati tutti qui, 11, ma c'è stato 11. E il paese si ricorda sempre, in paese di noi c'è una placca che rimenta questa catastrofe. Voilà, erano giovani, tutti giovani, ce ne che avevano 5-6 anni, ce ne che avevano, il più vecchio aveva 23 anni. Voilà, questa affare si è passato in ottobre 1943.